Filippo, qual è stato il tuo percorso di studi? Che cosa ti ha portato dall'Italia a Toronto, poi a Parigi e adesso ancora a Toronto? Sì, dunque io ho fatto il liceo a Vittorio Veneto, poi sono andato a studiare fisica a Padova, ho fatto la triennale a Padova e poi la specialistica l'ho spezzata, che c'era il 3 più 2, e quindi il più 2 l'ho fatto un anno a Padova e un anno in Erasmus in Olanda. Ed è stato l'anno in Erasmus che mi ha lanciato verso la vita all'estero, perché una volta che si fa un'esperienza, insomma, di parecchi mesi in un posto nuovo, ci si rende conto che alla fine non c'è niente di cui aver paura e si fa un po' di pratica dell'inglese, no, si conoscono tante persone, quindi c'è anche quel piacere, no, del fare amici nuovi, non italiani, eccetera, eccetera, e quindi ci si prende un po' gusto. E infatti durante l'Erasmus ho cercato il dottorato e l'ho cercato un po' in tutta Europa. In realtà no, ho cercato in Europa e mi sembrava già di cercare dovunque. E l'ho trovato in Scozia, a Glasgow, e per i 3 anni successivi ho fatto il dottorato a Glasgow, in Scozia, e mi sono divertito un sacco, è stata un'esperienza stupenda. E, è sempre capitato così, che durante un'esperienza ho conosciuto le persone che poi con cui poi avrei lavorato successivamente, per cui durante il dottorato ho trovato le persone di Ottawa, canadesi, con cui poi sarei andato a fare un postdoc. Poi durante quell'esperienza ho conosciuto la persona con cui sarei andato a fare il mio secondo postdoc all'Institute for Quantum Computing, e poi durante il secondo postdoc un amico di Marsiglia mi ha detto: guarda, c'è una posizione a Parigi che si è aperta per professore associato. Mi ha detto: è proprio quello che fai tu, Quantum Information, e quindi ho fatto application e mi hanno preso. E a Parigi, cioè in Francia, quando uno diventa professore associato è permanente, quindi è un po' diverso che in Italia. E per cui è stata una decisione che, insomma, ho preso un po' a malincuore, perché lasciavo il Canada, e il Canada per me è stata un'esperienza meravigliosa, e infatti ci ritornerò fra qualche settimana, perché sono stato molto contento di essere professore associato, eccetera, eccetera, però diciamo il Canada mi ha dato così tanto che mi sembrava impossibile non tornarci un giorno, per cui ho deciso di lasciare il mio posto di professore associato e andare a Toronto. Comunque lavorerò nell'ambito della fisica quantistica per un'azienda che sta costruendo un computer quantistico che si chiama Xanadu, per cui sì, il mio percorso è stato un po', ha avuto un po' di salti, però sì, torno in Canada adesso. Il tuo è un classico esempio di cervello in fuga, ma vedi il tuo futuro proiettato ancora verso l'estero o forse eh, prendi in considerazione l'idea di tornare in Italia? E poi che cosa credi dei ragazzi che cercano fortuna all'estero oggi? Mhm. Allora, beh, devo dire che mancando da un po' di anni in Italia non ho seguito molto da vicino come le cose sono evolute negli ultimi 12 anni più o meno. Per cui io, diciamo, posso esprimermi più che altro per quello che ho vissuto quando ero in Italia. E un po', insomma, per quello che sento raccontarmi insomma, i studenti che erano studenti con me all'epoca, che poi sono rimasti in Italia, alcuni se ne sono andati, così. E devo dire che sinceramente io mi trovo bene, beh, specialmente in Canada, ma in generale ho come questo sentimento che fuori dall'Italia ci sono comunque più opportunità. Ed è un gran peccato, perché devo dire che per quanto riguarda la formazione, quindi quanto gli studenti sanno, diciamo, una volta finita il percorso di studi, in Italia c'è un'eccellenza nella formazione, ed è anche forse per quello che gli studenti italiani laureati in Italia sono molto apprezzati all'estero. Quindi da quel punto di vista c'è un'eccellenza, secondo me. Il problema è che poi mancano le opportunità, per cui per esempio i fondi per la ricerca non sono particolarmente elevati, non ci sono anche tanti posti, diciamo, fissi all'università. C'è un sistema
alle volte un po' perverso del modo in cui si può entrare a far parte del personale accademico, per cui insomma diciamo tante volte è più facile semplicemente dire peccato, me ne devo andare, ma me ne vado. Quali sono secondo te le pecche del sistema italiano nell'educazione, soprattutto universitaria? Sì, diciamo che, cioè, mettiamoci nei panni, insomma, del neolaureato, magari diciamo, perché insomma sono un fisico, quindi conosco meglio quella parte là, ma diciamo in fisica, cioè è ovvio che un fisico, per carità, cioè, come formazione, in fisica si impara a risolvere problemi. Quindi con una formazione da fisico uno può andare a fare data science, può andare a fare un sacco di cose. Però per far fisica, se uno vuole rimanere nell'ambito proprio della fisica, sì, ci sono poche opportunità. Per cui se uno vuole rimanere a fare quella cosa là, è ovvio che magari uno ci prova in Italia, però se l'opzione è rinunciare al sogno di far fisica e rimanere in Italia, magari uno preferisce provare da qualche altra parte. E poi sì, da altre parti magari è un po' più facile o ci sono più possibilità, per cui uno comincia a entrare in un altro sistema e poi cioè, è anche difficile il tornare indietro, perché una volta che uno ha ingranato, che è entrato in un'altra realtà, magari uno ci si trova bene o anche se uno non ci si trova esattamente bene, è anche difficile tornare indietro, no? Per cui sì, questa fuga di cui si parla è anche dovuta a questo, secondo me.